cerco delle poesie che parlano diciamo della pace, il pacifismo, cioè dell'atteggiamento, l'approccio alle questioni. L'approccio alle questioni non deve essere, secondo me, secondo noi, possiamo dire Ciccio, secondo noi, con la forza, ma intanto tentare tutte le vie della pace. Questo è il pacifismo. Ora, io sono un ecopacifista, perché chiaramente ecologia e pacifismo si sposano, militante, cioè nel senso che in ogni occasione della mia vita, quando è possibile, cerco di portare avanti, far conoscere i motivi per cui bisogna avere questo atteggiamento intanto di dialogo, di pace. Quindi ecco, abbiamo cercato delle poesie di autori famosi, sono molto brevi, di autori famosi che parlano appunto di questo atteggiamento. C'è per esempio una poesia famosa di Bertolt Brecht, che si chiama Generale, che dice così: generale, il tuo carro armato è una macchina potente, spiana un bosco e sfracella 100 uomini, ma ha un difetto, ha bisogno di un carrista. Generale, il tuo bombardiere è potente, vola più rapido di una tempesta e porta più di un elefante, ma ha un difetto, ha bisogno di un meccanico. Generale, l'uomo fa di tutto, può volare e può uccidere, ma ha un difetto, può pensare. Questo è Brecht. Noi non siamo contro i militari, ma la mentalità appunto militaresca, quella di agire per forza, con la forza e solo con la forza. E c'è anche un promemoria di Gianni Rodari, tutti conoscete, grande educatore, è stato dato un contributo all'educazione straordinario per tutto il mondo. Il promemorio di Gianni Rodari dice così: ci sono cose da fare ogni giorno, lavarsi, studiare, giocare, preparare la tavola a mezzogiorno. Ci sono cose da fare di notte, chiudere gli occhi, dormire, avere sogni da sognare, orecchie per sentire. Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio la guerra. Bella. Ce ne sono tante altre, però penso che bisogna dare spazio agli altri poeti veri, diciamo, non solo quelli che amano la poesia o che sono come me dei semplici militanti ecopacifisti. Grazie. Noi nei nostri incontri, proprio per facilitare la diffusione della poesia, non vogliamo che ci siano solo i poeti a leggere le loro poesie, ma che altri possano leggere poesie di chiunque, per questo. Quindi anzi, se in questa occasione c'è qualcuno che vuole leggere, poi me lo segnali, che passo la parola a Corrado Bono, un altro poeta. Questa sera vi parlerò d'amore, dal mio libro Tra cespugli e fanghiglia si eleva il canto. Amore, come brina che avvolge ogni cosa, fiore fra foglie, incurante del freddo, respira dal candore. Ti elevo amore tra il via vai di gente, come poeta che accarezza l'oceano e albe infinite ti vivo, re tra sassi e deserti, cespuglie e fanghiglia. E continuo sempre con Crisalide. Spunta a clima mite, svolazza nel chiarore, dondola in piante sbocciate, si spegne su ali di zefiro. Crisalide, magica sorte, il sogno non s'adagia mai, lambisce l'incanto. E concludo con voglia. In strada alberata luce solare brilla fra fogliame, lucente come cristallo, brezza aromatizza frammenti lunari, calma avviarsi oltre una volata d'ala, segnale del gabbiano sull'ormeggio, folata scombina etere finché l'abito s'avvolge attorno,
sosto e scorgo linfa per voglia, ingoiare pezzi di cibo e bramare batticuore. Grazie. E concludo con dire che l'amore salverà il mondo. Grazie. Corrado Bono, avete ascoltato Corrado Bono. Giovanni Parendignoti. Buonasera. Ciccio quando mi ha invitato mi ha detto cerca di scegliere dei temi che saranno portanti delle tue letture. Avevo pensato tante cose, lui stesso mi ha suggerito la diversità o altro. Però stasera, vedendo chi è presente e chi specialmente non è presente, in quanto siccome Ciccio è un tipo che organizza senza volere soldi, Ciccio è un tipo che non ha mai leccato il potere non è presente e questo mi fa anche piacere. Voglio iniziare parlando con due scritti che parlano di cultura. Pasolini diceva che questo è il periodo, negli anni 70, ma si rifà ad oggi, della deculturalizzazione della persona. Tutto si basa sui soldi. La prima lettura si chiama Davanti all'uditorio, colpa alla parola, perché se parli sei visto male. Dormono cadaverici libri, nettare puro, liquido, simposio in petto di una più antica scienza, non morde colto il calcagno, come vecchie scarpe da buttare, serve la parola d'indennizzo a riconciliare, perfida lingua riesce mortale, soggiace spesso il migliore, a un infido uomo mai confidar le sventure, scrivere, parlare, piovea veleno, crebbe finché non venne fuori il vero. Da possente inganno si è ingannato, il fuoco mai uccide il sole, mentre la fredda luna di riflesso muore. E quando una città tende ad uccidere la cultura, si diventa folli. La ballata del finto folle. L'urlo del folle, passi leggeri, funesti, rei, come carta il folle. Cammina il corpo del folle, la mente lucida, vaneggia, danneggia, si crogiola il folle tra le folle. Uccide, parla, annienta il folle, vittima, assassino, la fiamma e il male, ci gode nel suo stato di folle. Scrive, fuma, beve, psicofarmaci, invidia, accidia, ira, superbia, ride, ruba e uccide il folle. Represso sessuale, poeta, bastardo. Si infervola il folle della sua ignoranza, muore inghiottito dai demoni il folle. Pericolosa è la parola folli, creano il gregge, ignari al suo gioco, turbe mentali, tali incubi turbano il folle. Vaneggia, sbeffeggia, megalomane, psicastenico, angoscia sociale, delirio e euforia. Morboso, psiconevrotico, afflitto, perennemente in conflitto. Catatonico, eccitato è il folle. Paranoica melanconia evolutiva, illuso, allucinato, ti ipnotizza il finto folle. Tontolini nelle notti di Cabiria, comunista, fascista, anarchico, leghista, nordista, sudista, proibizionista e libertario. Si cura il folle, illudendo le folle, ma perirà da folle. Grazie. Grazie Giovanni Parendignoti. Salvatore Conti. Ne avevo programmato altre, ma sentendo la signora Di Rosa, brava, che ha accennato a un mestiere antico, un mestiere antico, quello del carrettiere. E allora mi è venuta subito in mente questa che ho fatto io, che tra l'altro è scolastica, secondo me andrebbe anche perché si rifà ai poemi epico-cavallereschi, un carretto siciliano. Chi ha una certa età come me, da bambino si ricorda di tutti questi carretti, il carretto siciliano che tra l'altro per costruirlo praticamente era un'opera d'arte, perché per farlo concorrevano diverse maestranze, dal falegname, l'ebanista, lo scultore, il fabbro, un po' il pittore, perché era tutto più vicino. E quindi e poi era una tradizione di cultura, era
un mezzo per viaggiare, era un mezzo per faticare, era un po' tutto, era un'opera d'arte, perché vi erano raffigurati le gesta dei paladini di Francia, nelle nostre zone almeno era quello. E quindi ve lo leggo e forse la recita della poesia rende più l'idea di quello che dico. Ce n'era uno ogni cantonera, la Sicilia era una bannera, la via che faticava anche Uvidano, Nuvando era o carretto siciliano. Era una cartolina che corria, a tutte, ranni e neghi ne piacia, fiammante ricolura e bellimiente, cuscruscio, ricianciani e finimiente. Da sponda per mostrare a papparia, lasso i bastoni che la matta si veria. Una chiave scolpita con massia portava o stemmari la massaria. L'umiranne ai tempi era la miseria, luccia ancora in notte una trazzera. Quando pintuazzi di pane con mazzo, risuli in suli si facevano lo mazzo. I sutta fatto a ride lo rotoni per portare mangiare e beveroni. Con spade e pupi rifauli pittati, il libro famoso ci avevano stampato. Eroi soldati, tanti paladini, lottavano per Dio che saracini. Orlando, con Renato suo cucino, strage facendo di ogni beduino. Angelica a tutti lui piaceva e c'era Gano Maganza cacciaria. Furriavano che roti come a danza, fatti e gesti re valorosi Franza. E ne altri senza malizia e senza boria, crescevamo che insegnamenti era da gloria. Ma come a Roncisvalle fu destino, si perse Orlando con fierro saracino, con il progresso di macchina e motura si persero i carretta e i sovalura. Il tempo corre e ciò non c'è rispetto, la gente se ne fottero carretto. Scavigliato, da nagnone, messo fuori, si va per dire hanno corrido tanta storia. Questo è uno squarcio, quest'altro è uno squarcio dei tempi nostri e dei tempi attuali. I tempi nostri erano quelli del quartiere, della piazza, della strada, dove i primi insegnamenti si facevano là. Adesso è tutta tecnologia con i pro e contro. C'è un ragazzo che non, ma lo sappiamo, sono delle piccole divinità per certe cose, però poi mancano del contatto sociale, mancano di tanti requisiti e si è perso un valore importantissimo, che è quello della semplicità. Tempi una volta, il tempo passa ma gira e vuota, c'è un progresso ma meglio era una volta, c'era più fame, c'era pure stiento, ma l'uomo era più sincero, più contento. Ogni domenica che la scusa era mangiata, tutta la famiglia era a tavola assettata. A capo l'anziano, che pure rimbambito, era sempre rispettato, sentito, reverito. Da classe, un maestro con la bacchetta, subito zittia qualche capetta, e quando non voleva sapere studiare, la mattina aveva a travagliare. Più tardi la sera, a ritrasia, i conti savi a fare che la corria. Un bacio per imparare l'educazione non faceva domande e dava punizione. Era una cosa giusta, senza cava e manco si rispondeva o si ripeteva. E se faceva male che ti lasciavano un difetto, per amore o timore ci portava il rispetto. Dopo il zitaglio, dopo la stasata, si via a chiesa a sigillare la maritata. Ognuno sapeva la sua strada, il suo destino, piena fessariata ti confessava il coparrino. Tutto era più sincero, più sicuro, più vicino. Di tutto e tutto si sapeva che fino a ieri il mondo era solo il tuo paese, il tuo quartiere. Picca stanze, astienta ognuno un letto, ma quanta calore sotto il ridotto. Ora nei caseranni tante comodità, hanno messo la ricchezza e la semplicità. Ogni giorno tante novità e troppa verità, c'è tanta malafede, troppa infamità. Non bastano i computer e la carta d'identità, che ci non sappiamo così siamo, non ne si va, soli, sperduti, senza Cristo e senza età.